Fine anno al veleno per il sindaco veneziano Luigi Brugnaro, che commenta con rammarico l'ormai sicura uscita dalla maggioranza dei due consiglieri della sua lista, Renzo Scarpa e Ottavio Serena. Con la mia faccia hanno preso comunque i voti, devo dire che insomma, fa parte del gioco della democrazia. Secondo me dovrebbe esserci appunto il vincolo di mandato. Non sono abituato a parlare delle persone senza averle di fronte, assicura il sindaco, ma Serena si merita un'eccezione a questa regola. Pare che il soggetto in questione, il signor Serena, che è in vacanza, non so, in Spagna in questo momento qua, come ha fatto spesso e volentieri, insomma, tranne parlare, ha fatto poco in questa amministrazione e secondo me quei 112 forse voti di preferenza, insomma, ha contribuito il giusto, insomma, all'elezione. Per quanto riguarda Scarpa, continua Brugnaro, mi ha mandato una lettera in cui non mi chiedeva niente e annunciava la sua intenzione di passare al gruppo misto. Buon viaggio e buona fortuna. Anch'io sbaglio, insomma, non c'è dubbio nella selezione, in questo devo anche scusarmi a chi in qualche modo si sente rappresentato, perché i voti che poi queste persone rappresentano sono voti che evidentemente ho preso io, tra l'altro anche con le mie risorse, devo dire, anche economiche. Le mie porte comunque, puntualizza, restano sempre aperte. Posso sempre anche un domani tornare indietro, io personalmente non ce l'ho con nessuno, per cui sono situazioni che possono capitare. Io non sono abituato alla politica, devo dire che la politica, l'avevo già detto, mi fa abbastanza schifo, insomma.